No, perché ci vediamo anche qua, ma io sono in ritardo, vedi che stai ancora parlando. Sì, te, sì, che questo siamo a proprio 5-6 in secondi ritardo. dopo. Stiamo registrando la puntata per X Lab Podcast e in diretta anche il video per te praticamente. Esatto. No, allora Gianni, io volevo chiederti com'è che è iniziato il tuo percorso, com'è che ti sei appassionato intanto alla materia della finanza? Ok, allora questo è una domanda da $1 milione, anzi di euro. No, allora, mi sono appassionato alla materia finanziaria perché io prima di essere un consulente indipendente, come ben sapete, insomma, dal canale, io sono stato un consulente bancario assicurativo, sostanzialmente vendevo prodotti bancari assicurativi facendo però consulenza. E in questa società di intermediazione poi ho lavorato anche, ho avuto breve esperienze in banche proprio e assicurazioni. Mi sono appassionato alla consulenza finanziaria, cioè il fatto di dare consulenza, quindi di essere d'aiuto una persona che viene da me per ricercare un problema, anzi per ricercare una soluzione ad un suo problema, a me appassionava tantissimo. Poi la passione per la finanza vera e propria è venuta dopo, nel senso non è neanche proprio una passione. Ok, io devo risolvere questo problema a queste persone. Come posso risolverglielo? Devo studiare finanza. Quindi Ok. non è che da piccolo il mio obiettivo è, caspita, mi piacciono i numeri, devo diventare un consulente finanziario. No, a me piace la consulenza finanziaria, solo che la facevo in un ambiente sbagliato e poi mi sono detto, ok, ora che inizio a fare veramente il consulente finanziario indipendente, come devo essere d'aiuto a queste persone? E lì mi sono appassionato chiaramente anche alla finanza, perché studiando la finanza, la materia finanziaria, poi realmente potevo risolvere il problema delle persone che richiedevano i miei servizi. Ok, ma come sei passato a fare il consulente appunto vendendo dei prodotti a scoprire questo lavoro, a fare l'autonomo in sostanza, no? Com'è che l'hai Ok. scoperto e soprattutto che ti ha dato la forza per dire ok, faccio sta cosa qua, perché non è facile il percorso che hai fatto. No, esatto, non è facile, soprattutto per un giovane consulente come nel mio caso. Io ora ho 24 anni, ma io sono diventato consulente finanziario autonomo a 21 anni. Quindi ho aperto partita IVA, lo studio ce l'ho da esattamente 3 anni, quasi 3 anni a ottobre. Però, allora, come dicevo all'inizio, come ho fatto questo switch? Perché mi piaceva la consulenza finanziaria, perché credevo che realmente io ero d'aiuto alle persone che richiedevano il mio servizio. Poi dopo, passando del tempo dentro queste istituzioni che vendevano prodotti di banche assicurativi, studiandoli, poi proponendoli sempre di più, andando sempre più a fondo, ho avuto anche delle esperienze. Se ti ricordi, ti dicevo che uno in quelle istituzioni in cui lavoravo mi disse proprio questo: guarda, ma perché proponi queste cose quando ci sono strumenti molto migliori tipo gli ETF? Ti ricordi quel Sì, video che sì, avevo sì, 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 fatto? sì. E lì mi ha un po' aperto gli occhi, perché dico, ok, ma io quello che sto proponendo alle persone che richiedono il mio servizio è realmente efficiente per loro, o mi sto solo intascando la commissione e facendo perdere soldi Ma questa persona che ti ha effettivamente fatto loro? aprire gli occhi, ma lo faceva di lavoro o come? No, è semplicemente una persona come tipo tu oggi nel tuo caso, Ok, che ti informi e sapevano qualcosa in più di me. Penso un ok, po', si informavano semplicemente da YouTube, o meglio, io ero esperto, sapevo benissimo come funzionavano i prodotti assicurativi e che bancari che vendevi tu. vendevo, ma non sapevo nulla di altro, dei mercati finanziari, strumenti, non sapevo nulla, ci addestravano solo a vendere quei prodotti, quindi ero esperto dei prodotti che vendevo, ma di null'altro. Ma e questo investe da solo per curiosità oppure no, vabbè, Guarda, ti dico, non sai. non so perché poi l'ho visto quella volta, ma basta. Ah, Poi è basta. stata proprio. Sì, sì, sì. Però dovessi finire bene a sta persona qua. È vero, io dovrò finire da bere, ma era una referenza, non so neanche se ho più il suo numero, perché poi ho cambiato telefono, ho fatto tramaci. Se sono sincero, non mi ricordo neanche come si chiama. Ok. È proprio venuto a fare, perché in quell'istituzione, come lavoravo, partivo dalle conoscenze, poi queste, insomma, si andava per referenze, quindi che ne so, gli chiedevo delle referenze che mi dava, Sì, magari una persona, classico. Sì. esatto, e poi magari
la referenza che era di un mio conoscente, questa referenza faceva l'appuntamento, gli chiedevo altre referenze, era gente che non conoscevo, forse non avevo mai probabilmente sentito parlare, eccetera. Quindi capitava, come è capitato nel suo caso, che abbiamo fatto quell'appuntamento e basta. Quindi non mi ricordo. Ti ha cambiato la vita, però inconsapevolmente. No, inconsapevolmente sì, perché, o meglio, non proprio, sicuramente ci sarei arrivato poi di lì a poco, perché poi comunque dopo poco ho mollato quel lavoro lì e stavo già aprendo gli occhi. Io sai quando ho aperto gli occhi? Quella è la ciliegina sulla torta, ma io l'ho aperta quando poi da classico procacciatore di appuntamenti, io all'inizio facevo quello che chiamava e prenotava gli appuntamenti per i miei superiori e poi loro vendevano i prodotti. Certo. Quando stavo passando io dalla parte del venditore di prodotto, è lì che poi devi iniziare a studiarti bene i prodotti, devi iniziare a capire come venderlo, trovare i punti di forza, tralasciare i punti di debolezza. A me già sta roba mi infastidiva. Poi quando effettivamente ho studiato bene i documenti informativi di sti prodotti, dico, ma è possibile che se uno disinveste prima di 5 anni perde tutto? Cioè, per me non è così bello come lo dipingono, quindi forse c'è qualcosa che devo scoprire. E poi è arrivata la conferma di sto ragazzo che in appuntamento mi ha detto questo. Da lì poi non conoscevo ancora la figura del consulente finanziario indipendente che sono oggi, e quindi ho avuto altre brevi esperienze con banche e assicurazioni. Poi dopo sono venuto a conoscenza della figura del consulente finanziario autonomo, che era esattamente quello che ricercavo da un sacco di anni, insomma, ovvero non avere conflitto di interesse, poter dare, cioè poter vendere la mia competenza tramite un servizio, ma senza guadagnare da ciò che proponevo, perché se guadagno da un prodotto che propongo, già lì è un conflitto di interesse, quindi tendo a demonizzare magari i prodotti altrui, o tendo a dire il mio è migliore anche sapendo che non è il migliore. Invece no, dando un servizio, se io vendo un servizio cioè, e guadagno solo dalla parcella che mi paga il cliente, non posso, meglio per il cliente. esatto, lavoro esclusivamente per lui, quindi certo. posso proporre tutto, eccetera. Quindi così poi sono diventato consulente. Però indipendente. fare il passaggio da consulente dipendente, non posso, promotore finanziario, Esatto, a consulente indipendente, cioè c'è una trafila assurda. Cos'è che ti ha dato la forza di fare tutto quel giro là? Allora, è la passione che avevo nell'essere d'aiuto. Come ti dicevo, a me piaceva. Scusa, per fare il promotore finanziario cosa devi fare, e per fare l'autonomo cosa devi fare? Ok, bellissima domanda. Allora, per essere promotore finanziario come lo ero io, semplicemente nulla. No, io, per dire, operavo senza, anzi avevo superato l'esame all'IVAS, quindi potevo proporre prodotti assicurativi, ok? Prodotti bancari ancora no, perché devi essere proprio un consulente abilitato all'albo. Semplicemente per essere un promotore c'è una banca che ti chiede di lavorare per lei. All'inizio probabilmente prenderai solo degli appuntamenti intanto che impari la professione, impari cosa vendere, ok? E poi dopo semplicemente devi superare un esame all'albo per vendere quei prodotti lì. Ok, devi essere iscritto all'albo per vendere prodotti di investimento. Questo per essere un promotore. Un consulente indipendente è proprio un gioco a parte, perché un consulente indipendente, innanzitutto, io ho il mio studio di consulenza, non potendo ricevere incentivi o commissioni da terze parti che non sia il cliente. Quindi io qualsiasi prodotto propongo non posso per legge ricevere incentivi, quindi c'è tutto un lavoro di capire come far funzionare questa professione, perché quando ti metti in proprio, il primo lavoro che fai non è il consulente autonomo, è capire ok, come mi prendo sti clienti, come li gestisco, come creo il mio percorso di consulenza. Tutte queste cose qui un po' le ho imparate facendo, e un po' poi chiaramente ho frequentato master, ho frequentato un percorso in Svizzera che è durato più di un anno, che mi ha permesso di apprendere le conoscenze di base di questa professione, della pianificazione finanziaria, patrimoniale, che è totalmente un gioco, è proprio un mestiere diverso dal classico consulente bancario come lo facevo io. Poi magari ci sono consulenti bancari che sicuramente magari ne sanno più di me, fanno più servizi eccetera, ma quello che facevo io
è un gioco totalmente diverso, è quello che fanno la maggior parte dei promotori finanziari, è un gioco totalmente diverso da quello di un consulente autonomo. Spesso magari penso non ne vale la pena, nel senso mi conviene vendere i fondi che mi dà la banca che fare tutto questo giro. Ecco, bravissimo, e questo è il tassello fondamentale per cui a mio parere ci sono ancora pochissimi consulenti finanziari autonomi. Se tu prendi in proporzione, ho visto proprio qualche giorno fa, sono più di 33.000 promotori finanziari iscritti all'albo e neanche 1.000, o forse si abbia raggiunto la soglia dei 1.000 consulenti autonomi iscritti all'albo. Perché? Come dici tu, è molto più facile fare il promotore finanziario, perché se lavori per una banca non hai problemi di procedure, rogne burocratiche amministrative, perché ci pensa la banca. Mhm. Tu sei semplicemente un consulente che vende dei prodotti. Io consulente autonomo devo avere un software per la gestione clienti, un software per avere tutta la documentazione a posto da inviare all'albo, devo inviare rendiconti trimestrali eccetera. Ho un sacco di passaggi in più che un consulente classico di banca non ha. E invece per quanto riguarda il guadagno, se lo guardassimo a lungo termine, il consulente finanziario autonomo sicuramente è una strada molto più proprio come un grafico del mercato azionario. Se vedi, parte pian pianino e poi magari arriva a 20 anni dopo una vita che con l'interesse composto gli ritorna tutto. Ma la strada è in salita, mentre col promotore finanziario tu sei in una banca, proponi dei prodotti, da quei prodotti ricevi una commissione annua, ok? Quindi praticamente se tu vendi un prodotto e quel prodotto lo fai tenere al cliente per 10 anni, tu per 10 anni guadagni senza più fare niente. L'hai venduto una volta, ci continui a guadagnare per 10 anni. Nel tempo, poi magari che ti fa nome, per dire, se dopo 5 anni hai un portafoglio clienti, che ne so, di una decina di milioni, sto sparando numeri a caso, ok? E tu magari guadagni anche lo 0,7-0,8% magari dai prodotti, eccetera, e tutto, cioè su 10 milioni magari ti porti già 80.000 euro a casa, puliti, magari su 50.000. Chi glielo fa fare a un consulente di banca che dopo tutto quello che ha creato intorno praticamente dovrebbe dire ok, io mollo tutto, riparto da zero in una professione molto più difficile in cui è ancora dominata dalle banche? Sarei uno stupido se io già con un portfolio clienti molto elevato dovessi ripartire da zero, perché poi la banca fa dei contratti, non è che se molli il lavoro con la banca poi ti puoi portare via i clienti, ok? Certo. Ci sono dei contratti sicuramente in cui si tutelano, però per dire è molto più difficile, perché il consulente indipendente veramente è un'attività imprenditoriale, devi vederla come un'attività imprenditoriale all'inizio, cioè non sei un consulente, è brutto da dire, ma all'inizio, cioè il consulente è solo l'ultimo tassello di un percorso fatto prima, devi avere più conoscenze riguardo marketing, vendita, capire procedure, insomma. Ci sono comunque anche consulenti autonomi che lavorano per delle istituzioni, comunque esatto. magari hai meno rotture, diciamo. Esatto, per delle SCF lì devi trovare un giusto compromesso. Io conosco molte società, anzi alcune società in particolare, che è vero, magari ti levano la rogna di avere il software tuo, di inviare indicatori, di fare una ricerca clienti assidua, eccetera, però non ti becchi la parcella piena, ma magari se in media sappiamo che la parcella del consulente indipendente è l'1%, magari chi lavora per un SCF, dato che non ha un sacco di rogne, che è avere la polizza assicurativa di cui ti carichi tutta la responsabilità se fai, passami il termine, cagate col patrimonio dei clienti, ok? In cui non hai un software che paghi ogni anno per gestire, non gestisci dal software tutte le procedure burocratiche amministrative, ti levano un sacco sia di costi che di pensieri lavorare per una società. Però devi accontentarti anche dell'altra faccia della medaglia, ovvero se il consulente indipendente guadagna in media di parcella dell'1% sul patrimonio gestito, chi lavora per un SCF andrà lo 0,7% alla società e lo 0,3% te lo dà te in partita IVA, con tasse, regime forfettario che sia, eccetera. Devi sapere che su un patrimonio magari di 100.000 euro un consulente si becca una parcella di 1.000 euro, che comunque l'1% è basso, però se da sto 1%
tu ti becchi solo lo 0,3, magari stai gestendo un portafoglio di 100.000 euro che comunque ha delle responsabilità, ok? Certo. E devi avere delle competenze. Per 300 euro l'anno ne vale la pena? Bisogna trovare il giusto compromesso. Quello che ti chiedo, comunque le banche solitamente vendono dei fondi comuni di investimento perché hanno tutto quanto una serie di guadagni dietro, ovviamente, non ti vendono gli ETF, tipo sono strumenti passivi che solitamente un consulente autonomo consiglia perché sono più economici, sono più efficienti, eccetera. Però un consulente di banca che comunque vende i propri fondi è consapevole, secondo te, della differenza tra i due o chiude gli occhi? Allora, questa anche è una... Stai facendo tutte belle domande che meriterebbero degli approfondimenti molto dettagliati, però a farla breve, ci sono consulenti che ne sono consapevoli e consulenti magari come ero io al tempo inconsapevoli, perché veramente quando lavori in una banca, mettiamo caso, tu lavori dentro un negozio di profumi, ok? Mhm. Hai 10 tipi di profumi sulla quale se tu vendi quei profumi guadagni una parte di percentuale dal costo di quel profumo. Sarai espertissimo su quei 10 profumi, o meglio, magari ci sono quelli un po' più esperti, con più esperienza, che conoscono tutti i tipi di profumi, ma poi vendono quei 10 lì perché sanno che guadagnano solo da quei 10. Ma ci sono consulenti sulla maggior parte, tipo come lo ero io al tempo, che se io so che guadagno da quei 10 profumi, che me ne frega di sapere tutto il resto. Io vendo quelli, mi capisco i punti di forza di quei 10 profumi, i punti di debolezza, so come venderlo, so come non venderlo. Però magari un consulente che ha tanti anni che lavora, che fa quel tipo di lavoro là, cioè saprà comunque che ci sono altre realtà o no? Lo sa, ma magari non nello specifico. Cioè, io ti parlo per esperienza personale. Quando capita alcune volte che vado magari assieme a clienti in qualche banca per vendere il portafoglio, eccetera, e una delle domande principali che fa il consulente dall'altra parte dice: tu dove credi di investire in prodotti migliori di quelli che gli ho dato io? Non è tenuto a saperlo, ma io ogni tanto gli dico: guarda, in prodotti sicuramente meno costosi, se conosci sugli ETF, tantissime volte non sanno neanche di cosa stanno parlando, cioè non sanno neanche cos'è un ETF per farti capire, per farti capire cosa che sono totalmente inconsapevoli tanti consulenti che lavorano per una banca assicurazione riguardo al mondo esterno. Poi ci sono consulenti che magari ne sanno anche più di un consulente indipendente sugli ETF, eccetera. Ma finora quelli che ho beccato io veramente in pochi. Okay. Voglio fare un esempio che dopo correggimi se è un esempio del cavolo, magari per i miei visitatori che sono ignoranti in materia, che insomma sono materie un po' complicate. È come dire che le varie banche sono dei ristoranti, quindi ognuno ha i suoi piatti, però magari, che ne so, una pasta al sugo in ristorante ti costerà, che ne so, 10 euro. Però non sanno che se tu vai al supermercato, ti prendi il pomodoro, ti prendi la pasta, ti prendi il parmigiano, lo puoi fare con 2 euro la pasta. Questo qua è quello che magari crei tu, si può dire. È vero. Quello che insegna a fare alle persone a crearsi il loro portafoglio. Esatto, il mio lavoro comunque è di consulente indipendente, quindi se volessimo aggiungere una figura per dire all'interno di quello che hai detto tu, ci sono i ristoranti che sono magari, se parliamo a livello di costo, ok, magari sì. I ristoranti sono le banche in cui tu vai lì, ti siedi, ti danno il prodotto che piace a loro, te lo fanno pagare, che ne so, 10 euro. Magari trovi a 9 euro la pasta da parte, puoi trovarla a 15. Bravissimo. Però comunque siamo a costi elevati che bisogna arrangiarsi. Bravissimo. Se uno si arrangia è un altro percorso. Sa che costa sicuramente meno perché tralascia il costo del consulente, magari si sceglie lui prodotti più economici, eccetera. Però in quel caso c'è il rischio, ok, io vado al supermercato, mi compro i prodotti, ma sono i prodotti giusti? Cioè, con questi prodotti viene effettivamente una carbonara perfetta, buona, che è meglio di quella del ristorante? Non si sa. La figura del consulente indipendente è come dire: ok, io ti aiuto. Cosa trovi? Ti aiuta a trovare i prodotti giusti al supermercato, costa un po' di più rispetto al solo prodotto. Se vai tu al supermercato e ti compri il sugo, la pasta, eccetera, 3 euro
hai fatto, Ok. ti fai la carbonara a casa, Ok. la matriciana. Sì, sì, sì. Se magari c'è un consulente indipendente, ti consiglia quali sono i prodotti giusti del supermercato, paghi i costi dei prodotti del supermercato e in più paghi anche lui che ti ha dato il consiglio. Esatto, sì, sì, questa Ok. qua è un po' la filosofia magari per uno che non conosce, che viene qua, che non sa cos'è un fondo, eccetera, Esatto. insomma. Però bello questo esempio, no? Lo devi prendere, lo Certo, pubblichiamo. no, perché in sta maniera qua ho provato a spiegare a mio padre la differenza tra una banca e un Ah. consulente autonomo, perché sennò era dura, insomma, per farsi capire. Ascolta, e com'è che puoi convincere una persona comunque, giustamente io che sono una persona ignorante dico sì, ok, ma tu chi cavolo sei, io preferisco andare in quella banca là che è grossa o in quelle poste o in quell'assicurazione là che ha un nome, mi sento più sicuro, pagherò di più, ma mi sento più sicuro io, anche se mi vende strumenti inefficienti. Come puoi tu smontare questo modo di vedere le cose e dirgli guarda che se tu investi in questa maniera qua, in questa banca, prendendo questi prodotti qua è migliore? Proprio il discorso di sicurezza. Esatto, allora la verità è che non posso convincerlo, nel senso non posso smontarlo, ovvero se una persona è convinta, parliamo di una persona che non è educata finanziariamente e che quindi si affida alla banca e la banca viene vista come un'istituzione sicura dove tenere i soldi, eccetera. Il fatto è che io se lo vedo per strada e gli dico sta roba probabilmente mi sputa in faccia e ritorna in banca. Il lavoro mio si divide in due parti. È una parte di educazione per chi parte completamente da zero, cioè se mi arriva domani una richiesta di consulenza da una persona che non sa nulla riguardo questo, a un portafoglio in banca eccetera, io la prima cosa che gli dico, il primo appuntamento non sarà ok, vai via dalla banca perché stai pagando un sacco eccetera, no, ma il mio lavoro è far capire come lavoro io, come lavora la banca, magari il tipo di prodotto che viene consigliato da me, quello dalla banca, vengono fatti prima degli appuntamenti di educazione dove io educo il potenziale cliente. Una volta educato, poi se è il caso provo a portarlo dalla mia parte, ma se parto da zero, a meno che uno non arriva, in parecchi arrivano dal mio canale YouTube, mi seguono da tempo, sono già educati, sanno già come lavoro, vengono da me solo per dire Gianni quanto devo pagare, ok? Là però stiamo parlando di persone molto educate, sì, ok? sì. Però se vai dalla maggior parte delle persone, se esco fuori e trovo uno qui fuori, gli dico guarda se investi i tuoi soldi in banca stai facendo un pessimo affare, mi sputano dietro, ok? C'è un lavoro di educazione da fare prima e fa parte anche del mio lavoro, purtroppo è uno step in più che è da fare. ma tu, cioè, come fai a fargli capire, cioè, che ad esempio fargli passare dalla mente che investire la imposta sembra più sicuro, ad esempio, no? Cioè mi dà più sicurezza, dico boh, magari non guadagnerò come da te, però so che sono là, difficile che le poste cioè, falliscano. Allora, è vero, ma se uno, allora, prima cosa, le poste falliscano, esatto, è sicura, però c'è da dire, il consulente indipendente non è che raccoglie il patrimonio e lo tiene lui, quindi se fallisco io perde il patrimonio il mio cliente, no, comunque vengono utilizzati prodotti di istituzioni sicure, quindi di banche o case di investimento eccetera, che sono molte più sicure delle poste, per farti capire. Però tornando alla tua domanda, se uno ricerca solo la sicurezza probabilmente non sceglierà mai me, ok? Perché se uno ricerca solo la sicurezza e la comodità senza guardare il rendimento, il costare meno, eccetera, probabilmente è meglio che non sceglie me, perché è vero, se tu vai in posta sei più comodo, hai il buono fruttifero che magari non ti dà nulla, però sai che è lì, tra 10 anni ti ritrovi quello che hai versato, ma almeno sono sicuro, non ho pensiero. Probabilmente per te va bene allora la posta in quel caso lì. Che tipo di cliente è che cioè il cliente tuo classico qual è quindi? Allora, il mio cliente è un cliente che sta già investendo, il mio cliente ideale ti parlo, ok? O anche la tipologia che hai, insomma. La tipologia principale è un cliente che ha già un portafoglio di investimento in banca assicurazione e solitamente gli stanno andando male le cose.
dato che non è educato finanziariamente, dato che se va dal consulente che gli ha venduto quei prodotti gli dirà ma vai tranquillo, è un periodo di mercato, magari sta perdendo da 10 anni, ok? Vai tranquillo, è un periodo, vedi che andranno meglio le cose, non si fida più del consulente, quindi cosa fa? Si guarda in giro, vede che io magari do l'analisi del portafoglio come servizi in cui gli spiego cos'è all'interno del portafoglio, è consapevole che sta sbagliando qualcosa ma non riesce a capire cosa perché non ha gli strumenti per capirlo, viene da me e trova, tra virgolette, quel porto sicuro che gli fa capire cosa sta sbagliando e poi diventa mio cliente. Ecco, quello è il mio cliente principale che va per la maggior, poi ho anche clienti che partono completamente da zero, completamente inconsapevoli o che cercano altri servizi, ma se mi chiedessi Gianni qual è il cliente che va per la maggiore, tra virgolette, è questa tipologia qui. Ok, se dovessi spiegare a qualcuno che differenza c'è tra i prodotti che, non possiamo chiamarli prodotti, neanche prodotti, strumenti che utilizzi tu e prodotti che vende una banca, un'assicurazione, cioè che differenza c'è tra le due cose? Allora, qui è un discorso ampio, nel senso, io potenzialmente posso proporre qualsiasi prodotto. Sì. Che sulla base della situazione del cliente io cambio prodotto, ok? Di base uno pensa, ok, consulente indipendente investe tramite gli ETF perché sono poco costosi. A dire la verità non è così, ci sono portafogli di miei clienti in cui di ETF ce ne sono pochi, perché? Perché magari deve recuperare delle minusvalenze, quindi gli ETF non possono fiscalmente recuperare minusvalenze, non voglio entrare nel tecnico, ok? Però si utilizzano altri prodotti, quindi io potenzialmente utilizzo diversi prodotti. Che differenza c'è tra quello che propongo io e quello che propone la banca? Semplicemente che la banca da quel prodotto ci guadagna delle commissioni, ma non solo la banca, perché essendo fondi a gestione attiva o polizze assicurative che hanno più scopi, che investono in fondi eccetera, tu vedi il prodotto della banca come, io faccio sempre questo esempio, una scatola, ok? E questa scatola ha diversi strati di costi. C'è il costo per la casa di gestione che ha inventato e costruito lo strumento, ok? Quindi c'è il costo per il gestore che sta gestendo poi questo fondo e poi c'è il costo che deve andare alla banca, perché la banca non ha prodotti suoi, ma propone prodotti di case di investimento, con la quale ha un accordo commerciale che dice ok, la casa di investimento dice banca, se tu mi vendi questo prodotto io ti retrocedo, che ne so, l'1% di commissione a te, al consulente che l'ha venduto. Quindi la banca è semplicemente una rete commerciale, si serve di consulenti per vendere dei prodotti. Questo sia banche che assicurazione che poste? Principalmente sì, adesso non voglio fare di tutta l'erba un fascio, perché ci sono anche banche che magari non hanno mandati specifici ma operano in altri modi, ma di base vediamola così. Quindi io, consulente di banca che propongo un prodotto, da quel prodotto ci mangia la casa di gestione, ci mangia il gestore che gestisce quel fondo perché ha gestione attiva, ci mangia la banca, istituzione banca, e ci mangia il consulente che ha proposto quel prodotto lì. Quattro figure in un singolo prodotto, motivo per cui costa, ci sono polizze che arrivano a costare anche il 3, 4, 5%, ok? Fondi che arrivano a costare il 2,5, 3%, ok? Mentre solitamente se io devo proporre un prodotto ad un mio cliente e so che il costo è una parte importante dell'investimento, perché negli investimenti l'unica cosa certa sono i costi che stai pagando, non è il rendimento. Il rendimento è volatile, l'unica cosa certa sono i costi. Sostanzialmente di base non vado a proporgli dei prodotti costosi, perché so già che se un prodotto gli costa il 3%, già gli toglie il 3% di rendimento ogni anno al portafoglio, certo. Quindi non ne vale la pena, ok? Quindi di base la differenza qual è? Che io cerco di proporgli quello che magari è più conveniente anche a livello economico. Lì magari sono prodotti più costosi, non ne sto facendo una colpa, è semplicemente che funziona così, ok? Non ci sono. Quindi praticamente la banca propone prodotti che costano dal 3 al 5%, mentre tu proponi prodotti che costano magari lo 0,1, lo 0,2, lo 0,3, solo che in più pagano un po' te, pagano tipo l'1% te. Esatto, quindi alla fine vanno a avere un risparmio su questo. Magari tanti dicono
Ma io ho la polizza, ho il pack che pago 100 euro al mese, non pago altro, no? In realtà i costi sono dentro a quei 100 euro che pagate. Esatto. Non è che sia, ma io non pago niente, è tutto gratis, io già gli do i soldi alla banca, sono già a posto. In realtà sono tutti quanti dei costi nascosti, si può bravissimo dire. Ecco. Un'altra domanda che volevo farti, ma quindi gli strumenti che comunque consigli tu che sono più economici, non sono anche meno efficienti se gli altri costano di più? No, allora questo è un bias cognitivo, anzi un falso mito veramente diffusissimo, ovvero l'obiezione qual è? La qualità si paga. Esatto, nel cibo la qualità si paga, eccetera. Come ti dicevo prima, l'unica cosa certa negli investimenti sono i costi, quindi sai che se tu stai pagando di più, stai potenzialmente togliendo del rendimento dal tuo portafoglio, quindi in questo veramente negli investimenti sembra strano, ma è l'unico caso in cui la qualità non si deve pagare troppo, o anzi no, scusami, non la qualità, uno non deve scambiare la qualità con il costo. Ok, perché non è detto che un prodotto costi il 3-4%, allora è qualità, perché se in quel prodotto costa il 3-4%, magari 10 volte in più rispetto a un ETF che replica lo stesso mercato, è perché in quel prodotto del 3-4% ci mangiano tantissime persone. Ma magari vai a valutare lo strumento, investi in mercati inefficienti, in azioni esotiche, eccetera, eccetera. Quindi magari, ecco, non sono neanche di qualità. Questo falso mito deve essere tolto perché la qualità col costo è slegata dagli investimenti. Poi ci sono anche servizi che sono di qualità e vengono pagati di più, però deve essere testato. Negli investimenti la cosa bella è che tu puoi valutare lo storico di un investimento. Se tu vedi che per ogni anno un fondo che costa il 5% all'anno, da 20 anni a questa parte fa il 50% all'anno, caspiterina, io sono felice di pagare il 5%, ma anzi ti pago anche il 20% se tu mi fai guadagnare ogni anno il 50%. Il problema è che non esiste e non puoi garantirmi, perché il rendimento non è sicuro, nel senso è volatile, quindi tu per legge, ma non puoi per niente garantirmi che avrò questo rendimento ogni anno, eccetera, se no si tratta di uno schema Ponzi, di una truffa che prima o poi verrà smontata. Ok, se si può descrivere anche per gli utenti un attimo che non sanno queste cose qua, la differenza tra i vari prodotti che ci sono. Allora partiamo dai fondi comuni di investimento, che sono quelli che generalmente vendono le banche. No, attenzione, fondi comuni di investimento a gestione attiva, perché ci sono a gestione attiva e a gestione passiva. Gli ETF sarebbero fondi comuni di investimento a gestione passiva. La differenza è che passiva replicano un mercato. Esatto, bravissimo. Ma anche questo, per gli amici ignoranti, cosa vuol dire replicare un mercato? Cosa vuol dire? Ok, allora, il primo indice che è stato creato al mondo, ok, un indice di mercato è praticamente una composizione di strumenti. Allora, il primo indice che è stato creato è stato il Dow Jones, praticamente sono le 30 aziende più grandi d'America, mettiamole così. Era stato creato quest'indice per valutare come andasse l'economia americana. Ok, quindi io so che se replico il Dow Jones Industrial, eccetera, so che comprando quelle 30 aziende vedo come va l'economia americana, ok? Se io posso comprare, o meglio, non posso comprare direttamente l'indice di mercato, però ci sono degli strumenti che replicano quest'indice, tipo gli ETF, i fondi comuni di investimento, al cui interno avranno gli stessi esatti strumenti aziende che ci sono all'interno di questi indici. Esistono migliaia di indici, io ho preso il primo che è stato creato, ma nel tempo ce ne sono un sacco che replicano tutti i paesi. Ad esempio in Italia ne abbiamo anche a migliaia in Italia che replicano, tipo il FTSE MIB è il più famoso, replica le 40 aziende più grandi d'Italia, ok? Poi ci sono indici di tutta Europa, indici che replicano un settore differente, indici che replicano un tema differente, tipo addirittura ci sono indici, tu comprando un ETF che replica l'indice poi esporti alle aziende che operano nel tema della cannabis, per farti capire, ok? Un settore a caso. Però esistono migliaia di indici, ci sono degli strumenti che ti permettono di replicare quegli indici e gli strumenti possono essere efficienti o meno, ma bisogna anche capire che indice si sta replicando. Ti faccio un esempio.
Prendiamo l'S&P 500. Parla pure che... Vai, ok. L'S&P 500... Prendiamo l'S&P 500. L'S&P 500 replica le 500 aziende più grandi d'America. Ad oggi è questo l'indice di riferimento americano, ok? Quindi praticamente esistono più strumenti per replicare quest'indice. Fondi comuni di investimento a gestione attiva e fondi comuni di investimento a gestione passiva. Quelli a gestione attiva sono quelli che principalmente propongono banche, eccetera, in cui c'è un gestore che seleziona i titoli che sono un po' differenti magari dall'indice classico, seleziona i titoli all'interno di sta scatola per cercare di battere l'indice, in questo caso l'S&P 500, ok? E poi ci sono invece i fondi a gestione passiva tipo gli ETF, che se tu compri un ETF che replica l'S&P 500, tu all'interno dello strumento troverai esattamente le stesse 500 aziende dell'indice S&P 500. Quindi da una parte tu stai cercando di sovraperformare un mercato tentando di prevedere ciò che andrà meglio nei fondi comuni a gestione attiva. Negli ETF invece tu ti accontenti, ed è la cosa migliore, perché poi, come sappiamo, nel medio e lungo termine i fondi comuni a gestione attiva non riescono a battere un mercato di riferimento nella performance. Tu, acquistando un ETF a gestione passiva, ti accontenti di esattamente il rendimento del mercato, quindi non tenti di prevedere nulla. Se l'investimento a lungo termine va male, significa che hai replicato un mercato sbagliato, perché come ti ho detto ci sono migliaia di mercati che vanno dai settori al paese. Se tu vai ad acquistare un ETF che replica l'indice magari di un paese del Congo che è in guerra civile, bla bla bla, chiaramente non puoi aspettarti i rendimenti dell'America. Esatto. Ok. Quindi alla fine ci sono gli ETF, diciamo azionari comunque, che replicano, quelli passivi replicano il mercato, quelli attivi che solitamente vendono le banche, che sono anche più costosi, hanno un gestore che mette le mani, fa e tenta di battere il mercato, ma nel 90% dei casi non riesce a battere il mercato. Ok. Poi ci sono, cosa può venderti? Una polizza assicurativa che ha un misto di costi di assicurazioni strane, che vai a pagare, che non ha senso per, tra l'altro, il 90% delle persone, a meno che... Non ha senso proprio per nessuno, quei tipi di polizze che dici tu. Anche qui è da distinguere le polizze assicurative tipo ramo danni, infortuni, eccetera. Esatto, questa è una cosa diversa. Sì. Le polizze invece assicurative che spacciano per investimenti, quelli sono il male del mondo. Poi ci sono obbligazioni, magari possiamo ottenere dentro tipo i BTP, esatto, sono altre cose che sono diverse dai fondi, fondi monetari che sono per inserire la liquidità. Basta che altro, conti deposito. Esatto, conti deposito che non è che ti vendono, ti dicono guarda, se la liquidità mettila qui. Solitamente un conto deposito non lo fai in autodidatta, magari. Esatto. Dici che metto là i miei fondi e non so come investire, non voglio perderli, so che ho quell'1, 2, 3, 4% sicuro, lordo, via e basta. Ok, benissimo. Esatto. Giovanni, hai qualche domanda? Proprio di quelle hai qualche domanda da... come se tu non mi avessi mai seguito in nessun video. È che lui è più educato di me ormai, si ritaglia tutti i miei video da un'ora e mezza. Ma hai qualche domanda? Se tu partissi da zero, che domanda ti faresti? Vabbè, adesso non so se mi sentono. Allora, io sono in generale uno che studia comunque prima di fare un qualcosa, quindi... Cioè, se io sono a zero, no? Vado su internet, cerco investimenti e mi esce il mondo. Da dove parto? Come capisco se... bella questa domanda. Questa domanda è bella. Da dove parto per capire se l'informazione, se il mezzo con cui mi sto informando è valido o mi sta raccontando delle balle? Ok, allora... Posso anticipare io? Vai tu. Alla fine, se tu cerchi su internet, ora come ora, trovi le risposte giuste. Il problema è che se tu ti consulti con la gente fuori, ci sono proprio, trovi l'opposto, per assurdo. Allora, diciamo in internet, attenzione, le trovi facendo una buona ricerca, nel senso, ormai in internet parla chiunque. Esatto, se Giovanni, come ha detto, mette investimenti, che sia su un canale YouTube, TikTok, Instagram o blog, eccetera, ormai chiunque fa i post. Come fai a capire quali sono le informazioni giuste? Lì devi smanettare, devi fare molta ricerca, nel senso sembra brutto da dire, ma devi passare del tempo
a capire, poi chiaramente leggendo le informazioni inizi ad apprendere un pochino la base, da quella base poi capisci il canale che dice la verità e capisci quello che invece magari, perché se parla un vuole po' tu di magari fuffa. metto anche la persona che si interessa, guarda e fa, va dal suo consulente o dalla persona che secondo lui è preparato e gliela smonta subito. No, chiaro, Questa qua questo è è la roba verissimo, che esatto. purtroppo come fai a difenderti da queste cose? Magari c'è il consulente familiare che segue tutti, dici ste robe qua, no, non puoi andare via da qua, ma cosa guardi? Non sono veri, ascolta me che lo faccio da anni e anni, no? Come fai a smontare questo? Come fai a avere uno la forza di dire vai a fare in culo, cioè, capite? Cioè, Sì, non sì, è sì, vero ho ste capito, robe ho qua. capito. Beh, uno come fa a dire non è vero una cosa? Deve saperlo, cioè, nel senso, se tu vai da un consulente è perché presupponi che lui ne sappia qualcosa in più di te, se tipo vai dal tuo consulente di banca, ok? Quindi se tu vai lì, parti già da una posizione in cui dici, ok, io non so niente, vado da sto consulente. Come fai a dire dal momento in cui il consulente ti dà qualche consiglio, sbagliato, giusto o sbagliato che sia, come fai a dirgli cosa mi stai dicendo? Presuppone che prima devi informarti in maniera autonoma, Sì, ma magari facendo delle uno ricerche. sta anche mesi là a informarsi, però effettivamente dopo lì la smonta il consulente. Cioè, alla fine il consulente è più bravo a fare un'azione psicologica sul cliente che a vendere il prodotto. Attenzione, perché se parliamo di educazione, quindi se tu ti informi, una delle prime cose che ti esce su internet sensate è che non devi andare dal tuo consulente in banca a chiedere informazioni, quindi Sì. presuppone che uno che ci ricerca delle informazioni in internet magari non va dal primo consulente in banca che gli capita davanti a chiedere delle informazioni su come investire, ok? Quindi almeno io credo questo. Poi magari può darsi che qualcuno che si informa però magari non sa da chi andare va dal consulente di banca e lì non è facile comunque uscirne, anche perché poi poi vuoi uscirne e il consulente no, ma così guardato, ma cosa sai, ma ti fidi di questo? Esatto. È da anni che opero, certo. Non è facile. Se posso, bisogna avere una conoscenza minima che casomai non ti dà la possibilità di fare al posto del consulente quel lavoro, ma ti dà la possibilità di valutarlo. Io per esempio sono andato da un meccanico, insomma, e mi hanno detto guarda che c'è da cambiare le pastiglie, i dischi dei freni della macchina perché sono finiti, sono arrivati da fare urgentissimo. La macchina frenava, io ho una conoscenza minima, cioè so che quando i dischi sono finiti si sente un fischio, bravissimo, ci sono dei problemi, io non so cambiare i freni o cambiare i dischi della macchina, però ho intuito che mi stesse raccontando un qualcosa che poteva non essere vero. Sono andato da altri due meccanici e mi hanno detto no, guarda che è ancora 10.000 km, 6.000 km. Questo è l'esempio perfetto, spero si sia sentito, perché è un esempio perfetto, nel senso, uno non deve informarsi a tal punto, cioè io come non è che se valuto un meccanico mi informo sul meccanico, io devo fare il lavoro del meccanico, però avere la base per capire se quel meccanico ne sappia qualcosa oppure meno. Tipo a me è capitato e mi collego a questo esempio del meccanico che è perfetto. Mi è capitato una volta quando ero ragazzino, che ho appena preso la patente A1, avevo 16 anni e ho preso il motorino di mio fratello, ok? Cioè lui mi aveva prestato il motorino, ero andato a fare un giro, ero andato da un mio amico, sto mio amico mi dice Gianni posso provarlo? Stupido come prova il motorino di mio fratello. Era Giovanni questo? No, era un amico che spero non guardi questa diretta. Appena prende, tac, accelera subito di colpo, si spezza il filo dell'acceleratore. Lo porto in mano dal primo meccanico che mi era venuto in mente lì vicino. Mi chiede 20 euro per rimettere a posto un filo dell'acceleratore, che magari era anche giusto, 20 euro per il disturbo eccetera. E gli diedi, come mi ridiedi in mano il motorino, sentivo che l'acceleratore partiva a metà, quindi non me l'avevo aggiustato, cioè, capito? Non devi essere esperto per capire che ha fatto un lavoro schifoso quel meccanico, almeno avere la base per dire ok, da sto qua, se mi dice qualcosa
non prendo nulla. Bisognerebbe capito? essere un po', conoscere un po' tutto nel mondo, ma in qualsiasi ambito, secondo Sì, me. diciamo Le basi, che soprattutto almeno. nei soldi, se tu sai che è il tuo patrimonio che ti sta tanto a cuore, lo stai per dare in mano a qualcun altro, boh, io un po' mi informerei, cioè Però nel senso spesso non mi informerei, neanche mi informerei per dire ok, io devo capire sto consulente cosa mi dice, mi informerei almeno sulla figura a cui sto affidando sti soldi. Però tanti restano bloccati, fai ma un consulente che ce l'ho da una vita, ho sto rapporto qua, mi dispiace andare via, è un po', si crea un po' questa situazione, no, a volte. Si crea Cioè, penso sia la come- maggior parte, anzi, penso che il consulente, magari di banco, quello qualsiasi istituzione, miri proprio a questo, no? A creare una relazione col cliente che non vada più via. Sì, esatto, poi sta in ognuno di noi capire, nel senso, io faccio sempre questo esempio, no? Capita qualcuno che mi arriva in analisi e dice: chi è? Sta bussando qui? E ci Scusate. vediamo alla prossima puntata. No, ma adesso Sono sì. arrivati i RIS, dobbiamo fuggire. Ciao. Va bene ragazzi, dai, spero che questa diretta e questo